It's road Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road Jack, don't you come back no more. Hit the road Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road Jack, don't you come back no more. Oh baby, no baby, and I miss away. I get my feeling, you say, you will think, say so. Cittadino del Garda, intesa come regione che unisce le tre sponde del più grande lago d'Italia. Si avvicina alla professione da giornalista nei primi anni 60 come corrispondente da Torri del Benaco sia per l'Arena di Verona che per il quotidiano Il Gazzettino. Si trasferisce poi a Bardolino negli anni 70 e collabora come PR per l'azienda autonoma di soggiorno e turismo, corrispondente della RAI di Venezia per il comprensorio del Garda, è tra i fondatori del primo giornale in lingua tedesca Gardasche Zeitung, nonché direttore responsabile di alcune pubblicazioni come la Gazzetta Europea e il Rinnovamento Riformista. Nel 1978 è direttore di Radio CPG, collaborando negli anni 80 anche con Radio Telegarda, con la comunità del Garda e allargando allo stesso tempo la collaborazione con il quotidiano L'Arena, diventando di fatto fino al pensionamento il punto di riferimento per l'intera zona del Garda. Dall'inizio del nuovo millennio è direttore responsabile della rivista Il Lago di Garda, la pubblicazione trimestrale in 3 lingue che ha festeggiato quest'anno 10 anni di presenza, di racconti e di valorizzazione del nostro territorio. E allora vorrei qui sul palco e invito a raggiungermi Alvaro Ioppi. La foto ufficiale per la consegna del primo riconoscimento. E questo è quello che ha fatto la trasmissione TV Terre del Garda. Chiedo di raggiungermi sul palco Alessia Rotta, autrice del programma TV, Gianmaria Pontiroli, regista, ma soprattutto l'ideatore del programma, il professor Carlo Alberto, i complimenti per la consegna ufficiale del riconoscimento del Grande Radio del Garda al programma Terre del Garda e scattiamo la foto ufficiale dell'assegnazione del premio e ancora una volta io ringrazio ovviamente l'assessore Marco Ambrosini, il professor Carlo Alberto Faustini, Alessia Rotta, 12ª zona della Federazione Italiana Vela, e io vorrei qui con me Vincenzo Cinalli che è il presidente e anche Mariana con il premio consegnato al presidente per i fotografi, per entrambi, per la 14ª zona della Federazione Italiana Vela. Grazie Marco Rubelio e al vicepresidente Vincenzo Cinalli. Chiedo Rossana allora di dirci qual è la struttura che è stata scelta dunque da holidaycheck.it. Allora, innanzitutto vorrei precisare che non l'abbiamo scelta noi, ma l'hanno scelta gli utenti che l'hanno recensita per quasi 500 volte. L'Active Hotel Santa Lucia di Torbole, e quindi ci fa molto piacere poterlo premiare. E poi, aspettate con l'applauso che daremo il premio anche di Booking.com, che cosa hanno scelto invece gli utenti di Booking.com? Qual è l'hotel che è stato selezionato da Booking.com? Allora, diciamo che la scelta è stata molto difficile, comunque la struttura che abbiamo trovato, diciamo, alla quale consegneremo il riconoscimento per la miglior collaborazione, ma anche perché più apprezzata da parte dei nostri utenti del Booking.com, è la struttura Hotel Corte Valier di La Cise. E allora io inviterei Silvio Rigatti e Domenico Esposito con l'applauso per il premio che ritirano. Ecco il premio che avete consegnato, il premio che la consegna ufficiale per Silvio, per favore un pochettino più avanti perché i fotografi possano avere la luce giusta. Consegna ufficiale dunque Active Hotel Santa Lucia di Torbole con Silvio Rigatti e una collaboratrice, consegna ufficiale di holidaycheck.it. Eccola. E allo stesso modo chiedo anche a voi di raggiungere il centro del palco per la consegna ufficiale da parte di Natascia Domenico Esposito del Corte Valier di La Cise. E grazie a Rossana Seghezzi, a Natascia Pavlovic, a Silvio Rigatti e a Domenico Esposito. Grazie mille, ovviamente buon proseguimento di serata. Una speciale classifica sul benessere pubblicata dal Sole 24 Ore ha indicato Bardolino come il primo paese dove si vive meglio in Italia.
Indicatori utilizzati dal centro studio Sintesi sono quelli legati alla qualità della vita, sostituendo il PIL, il prodotto interno lordo, con il BIL, il benessere interno lordo. Ad essere considerati sono una serie di indicatori che vanno oltre il semplice reddito pro capite. Valuta ad esempio l'istruzione, la cultura, la partecipazione alla vita politica, i rapporti sociali, la sicurezza, l'ambiente, le attività personali, la salute. Bardolino è al primo posto assoluto, alle sue spalle Brunico e Sirmione. Il giorno dopo la pubblicazione sul Sole 24 Ore della classifica, che ha decretato Bardolino come il borgo più felice d'Italia, i riflettori delle televisioni nazionali e dei mezzi di comunicazione della carta stampata si sono accesi sul centro Lacuste, una pubblicità nazionale gratuita che ha avuto effetti davvero straordinari per tutto il Lago di Garda. RTL, ad esempio, che è la radio più ascoltata d'Italia, che ho avuto il piacere di fondare e anche di dirigere per tanti anni, per un giorno intero ha aperto i microfoni su Bardolino, e non si contano davvero i servizi turistici, i servizi giornalistici che sono stati dedicati a Bardolino. E allora vorrei qui sul palco il sindaco del comune di Bardolino, Ivan De Veni, è stato ufficiale dunque per il sindaco Ivan De Veni, e grazie anche ad Andrea Bassi che sono stati con noi questa sera. Buon proseguimento di serata, grazie signor sindaco, grazie al consigliere Andrea Bassi. Ha diretto anche per un anno il coro dell'orchestra Cantelli in Sala Verdi a Milano. Dal 2004 ha ripreso con grandissimo successo la tradizione del concerto sinfonico di Capodanno, che ha luogo ogni anno il 1° gennaio al Teatro Grande di Brescia con la Brixia Symphony Orchestra, formazione di cui è dal 2003 direttore artistico, voluta e sostenuta dalla Fondazione Italo Gnutti di Brescia. E allora il riconoscimento va a Giovanna Sorbi. Piacere. La consiglia ufficiale dunque del nostro settimo riconoscimento di questa sera, l'assessore Francesca Zantieri consegna a Giovanna Sorbi con i complimenti ovvero del Gran Galà del Garda 2001. Una realtà importante. Ecco, io chiedo ad Angela quale sarà il lavoro che viene svolto, perché l'attenzione è quella l'intenzione è quella di ottenere fin dalla prima edizione un importante risultato artistico e promozionale. Beh, in questo caso abbiamo cercato di legare la moda alle immagini che ci offre il lago. Chiaramente, come tutti sappiamo, viaggiano all'unisono, quindi se vuoi fare un buono scatto devi avere comunque una location che è importante. Il lago è assolutamente ad hoc per questo, non abbiamo avuto difficoltà. Allora, a parte il freddo. A parte il freddo che ha colpito. Allora, vediamo magari qualche immagine, perché le foto sono praticamente quasi assessore. Razzi ovviamente, allora, anche la provincia di Brescia è sempre vicina al Lago di Garda, no? Da sempre vicina al Lago di Garda, io sono gardesana e quindi per me è sempre un orgoglio quando vengo coinvolta in manifestazioni del lago, anche fuori dalla mia provincia. Devo dire che per Brescia il turismo è il Lago di Garda, perché sviluppa il 72% di tutto il turismo bresciano. Buonasera a tutti, io ringrazio per l'invito. Sì, in effetti è una seconda casa, perché da parte di papà, l'origine della Bassa Veronese, da parte di mamma, il cognome della mamma era Chemini, e per secoli diciamo un cognome dell'Alto Garda, quindi le radici sono profondissime da parte della mamma appunto su queste sponde. Ci ho passato un sacco di estati per tanti e tanti mesi e tanti anni, quindi appunto veramente è come fosse casa. Benvenute. Buonasera, benvenuto, buonasera, perfetto, buonasera. Allora, consegniamo il microfono, scelga lei, signor sindaco, chi vogliamo far parlare per prima, per la provincia vicina. Allora, ecco, gentilissimo, un lavoro, gentilezza, grazie. Un lavoro importante, insomma, soprattutto un riconoscimento importante per un aspetto che è fondamentale, no? Nella vita dei turisti, dei cittadini, quello della sicurezza. Sì, in effetti è anche basilare la conoscenza del territorio per noi, perché per poter governare qualsiasi situazione è necessario conoscere il territorio ed essere vicino quindi anche a coloro che l'amministrano il territorio. Credo che ormai nell'attività di un prefetto sia proprio uno dei momenti. Soprattutto per avere un buon coordinamento occorre soprattutto la condivisione di questo modello e degli obiettivi che si intendono raggiungere. Ed era forte la richiesta di sicurezza, di maggiore sicurezza, ma non è solo sicurezza nell'ambito di quello che sono le forze di polizia, ma anche la sicurezza del lago, la sicurezza delle acque, la sicurezza di poter trovare un territorio che sia
dei riconoscimenti. L'assessore Silvia Razzi dunque consegna la statuetta al prefetto di Brescia, ad Alcisa Francesco Pace. Complimenti ancora da parte di tutta la comunità del Lago di Garda, mentre il sindaco Flavio Tosi consegna la statuetta al prefetto di Verona per Stancari. Grazie, ovviamente foto ufficiale per le consegne che sono realizzate. Allora, fotografi sono a posto? Allora chiediamo di... Presentato dai frigoriferi Zoppas. Sì. E da quando hai installato il comando a distanza alla porta del garage? Del garage? Sì, Carlo è felice come un bambino. Oh, non mi dica che anche suo marito. Anna, vieni subito a casa. 1964, vero con me? 64. 64 con la Rodottieri. Pensi che mia nonna ha comprato una Zoppas? Praticamente ho sempre cercato di proporre, anche quando lavoro in qualche cosa, di parlare il veneto, ma non me lo permettono. Non capisco perché. C'è chi lo fa magari anche male e allora mi arrabbio un po'. Io sono una sua ammiratrice, sindaco, dico sempre che io vivo a Roma, un altro sindaco. E comunque devo dire che io quando la vedo in televisione intervistato che avevano di polso, io dico lui è il mio sindaco, e quindi questa è una cosa che mi fa anche onore, sono veramente allora, prima della consegna del premio vi chiedo per il riconoscimento finale di questa serata. Ovviamente grazie ancora una volta a Valeria Fabrizi e al sindaco Flavio Tosi con il bacio finale. Grazie a Valeria Fabrizi. Grazie a tutti e buon anno. Grazie. Altrettanto il fotografo e l'applauso per la vostra cortesia e disponibilità. Signor fotografo, ho già detto vai col risotto. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata, grazie ancora, buon anno e grazie per aver partecipato. Buon Natale a tutti quanti, buon Natale ai santi, ai briganti.